Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, squadra per il Vicenza, con numero 6 Vittoria Orlando, con numero 64 la capitana Carolina Zanini, con numero 67 Sole Lora, con numero 6 Vittoria Orlando, numero 7 direi Miriam Roana e con numero 83 Isabella Costa. Risponde la formazione di casa. Numero 20 Coco Lizzi, con numero 19 Alma Fdeleo, numero 29 Nina Piffinato, 26 Rebecca Fiori e 28 Sofia Tolanda. Rimessa affidata alla squadra di casa. Rebecca Fiori un po' in ombra oggi, vediamo se si riprende. Apre i giochi con Coco Lizzi che decide subito di andare dentro, un semigancio che esce, subito tiro in difesa, non farsi sorprendere all'inizio del secondo tempo. Intanto Nina Piffinato l'ha messa a fare buona guardia, la migliore forse della formazione di Centini, numero 7 la Roana. Intanto Sofia Comandona chiude il numero 64 e va anche a stopparla, ma la Roana si avventa sul rimbalzo d'attacco e che subito trasforma. Bellissima iniziativa personale della Roana. Adesso Almat apre per Rebecca che trova un Tolando molto lontana dal perimetro, subito richiama la palla, poi la riceve, fa un passo in avanti e poi tira. Alla fine però Zorzi fa buona guardia, non riesce neanche a far impostare l'azione ai vicentini, quindi obbliga a fare due, ma la freccia di Vicenza, quindi comunque rimessa laterale. Vediamo se Durante legge tutto la Rebecca, va in terzo tempo e apre il tabellino. Bravissima Rebecca, subito detto che è un po' in ombra, acceso la luce qui al Palasport in Audi. Andando ad aprire il tabellino, tanto ennesima palla persa del Vicenza. Rebecca Zorzi apre per Coco Lizzi che cerca un dai vai, ma capisce tutto al 67, ma Rebecca capisce tutto anche lei e quindi va a recuperare il pallone. Bella circolazione di palla, l'Almat fa una finta, si ferma molto intelligentemente e apre per Rebecca che viene raddoppiata. A questo punto però Coco ha stabilito che i secondi in attacco che erano passati erano eccessivi e quindi va a concludere con un bel sottomano. La Roana un po' in difficoltà, appunto di sera Piffinato per prendere il pallone, poi lo recupera, si inventa un assist per 83 a realizzare il 83 con Isabella Costa. Inizio più pimpante del secondo tempo rispetto all'asfittico primo tempo. La Sofia Tolando ovviamente una guardia tiratrice nonostante i centimetri, va detto che il tiro ce l'ha. Bel movimento, brava la Roana, 4 punti dietro fila. Almat sbaglia la rimessa, passo in avanti, no, rimessa in attacco, attenzione, sono un po' addormentate, adesso per fortuna non sono riusciti a schierare la difesa, quindi nuova azione d'attacco della Roana che cerca di bersi la Piffinato, ma viene raddoppiata sotto canestro, alla fine però qua vuole sempre fare tutto da solo, mi direbbe lei, in realtà è molto brava Coco, capisce tutto con tranquillità, va sotto canestro, qua c'è da fallo. Vabbè, non si può dire niente a questi arbitri che fischiano poco, diciamo, quindi qua c'è un fallo, però in genere fischiano molto poco. Vediamo, palla, dicono rossa, sì, Vicenza.
punteggio 29-17, un attimo attenzione che stava prendendo il gioco, ma sono un po' rivitalizzato dei vicentini. Intanto doppio cambio esce Almaz Lereo e Sofia Tolando, entrano Sofia Alvisi, le bolognesi diciamo, le mezze bolognesi, Sofia Alvisi e Missy Culvirenti. Intanto la Roana cerca di vedersi la Pittinato, che fa buona guardia, il tiro non entra, Olivia Alvisi fa tutto da sola, va a prendersi però un fallo molto intelligente da due giocatrici, però spinto di fisicità e costretto al fallo. Intanto esce minuto di libero, il punteggio 29-17 per le padrone di casa, quindi manca 6 minuti alla fine del terzo quarto. Sbaglia il primo, ma insacca il secondo e arrotonda il punteggio a 30 punti. Intanto fa buona guardia, vede, non c'è azione, non c'è volte in cui la sua attaccante aveva palle che non gliela va a disturbare, e qua sta per recuperare, adesso è sulla Roana che si ferma, trova un passaggio, viene recuperato dalla Missy che vede la Olivia, si va a prendere un altro fallo. Che lettura di Missy dopo un bel rimbalzo difensivo, ha resistito alla percussione, anche il coach Morao gli dà conforto, soprattutto per la velocità con la quale è rientrata. Intanto mette il primo, sta ormai tirando gli stessi numeri di liberi di un Jokic durante una partita, esce il secondo, ma la Pittinato va a prendersi il rimbalzo che riesce in qualche modo a scaricare, fischiano. Cinturata, fallo ai danni del Vicenza, in quanto hanno cinturato da dietro la Pittinato. Una lettura molto attenta da parte dell'arbitro, nonostante la giovane età. La Coccò cosa ha visto? La Missy non trattiene, era proprio sotto canestro, poteva fare canestro da sotto, ma bellissimi schemi che stanno facendo vedere le ragazze. Tanto Coccò quasi recupera, poi si gira a prendere il rimbalzo, vede la... stanno giocando un po' in scioltezza adesso le ragazze, direi, stanno facendo un ottimo gioco, anche se spesso come al solito commettono gli errori al tiro, però stanno combattendo sotto i palloni. Alla fine Missy recupera, gira per la Pittinato che si inventa un tiro quasi dalla linea dei 3 punti e il punteggio ritorna un po' a aprirsi, 33-17 per le padrone di casa. Passaggio fortissimo dei ragazzi di Vicenza, intanto sui blocchi è pronta a entrare al numero 4 Silvia Marchesini. Non ho visto che è uscita. Coccò in palleggio, vede la Nina, poi prova la ripercussione, va alla Missy che vede la Coccò che sbaglia, Missy recupera il pallone, poi si va alla palla 2, Freccia Padova, nuova fine d'attacco. Guarda ragazzi, sono molto attenti in questa fase. Cambio nelle file del Horus PFP Padova, esce a riflettare Rebecca Zorzi e entra il numero 12 Sveva Russo. Messa di Coccò, non si vede in dettaglio, apre per la Pittinato che
aveva negli occhi ancora il bellissimo tiro precedente, ma poi risolve tutto quasi. Un po' dormita, va detto, della formazione vicentina, e sono molto in palla le ragazze. I padovane hanno questa caratteristica, ogni tanto un po' si disuniscono, ma poi si riuniscono senza apparente un po' scollegato anche dal punteggio. Intanto la Roana si inventa un bel tiro in faccia al suo difensore che non entra, però qua ragazzi alla fine a 83 la metti dentro, sta un po' dormito, però risponde la Cocolizzi, punteggio che rimane, tanto il precedente è stato fatto da Isabella Costa della formazione vicentina. Cocò risponde da par suo, punteggio ancora che vede le padrone di casa avanti di 18 punti. 37-19, intanto il forcing difensivo, no, qua la palla era gialla comunque, era gialla la palla. Asveva prova a recuperare. Isabella Costa, l'ha detto, sta veramente tenendo in piedi i punteggi. Intanto Rebecca Zorzi va in percussione, scarica per Missi che tira, gira il pallone molto velocemente. Buona circolazione di palla delle patadine, vediamo come si chiude con un fallo subito da Cocolizzi. Quando mancano 3 minuti alla fine del terzo quarto, punteggio 37-21. Non esce. Esce anche il secondo, rimbalzo del Vicenza, occhio adesso a tornare in difesa. Buon rientro, ripostano Missi, buona guardia poi l'83, attenzione, si va a guadagnare un fallo e 2 tiri liberi. Tanto fa il suo ingresso in campo coach Caiolo che guarda con occhio. Cosa è successo? Cosa è successo? Non si sa cosa è successo. Ah no, c'è un fallo. Ah, non aveva tirato i tiri liberi, non si sa. Risacca il primo a Isabella Costa, che sta un po' tenendo in piedi a livello di punteggio la squadra di Vicentina in questa fase di gioco. Sbaglia il secondo, ma va a recuperare il rimbalzo. C'è il caso di marcarla in maniera un po' più efficace. Intanto qua si rischiano gli 8 secondi, la palla persa. Qua il fallo ci stava tutto. 57 si è divincolato tra Sole e Lora, tra Olivia e la Cocò, che hanno giustamente, diciamo così, presidiato il pitturato. Quindi altri 2 tiri liberi, c'è una sequela di tiri in questa fase per il Vicenza. Sbaglia il primo la Lora. Sbaglia anche il secondo. Il 3 provato a trovare in mano, rimbalza la Missima. Qua decisione della fallo della 67, infatti se no la rimessa deve essere rossa. Doppio cambio nelle file di Vicenza, entra Alice Bortolami, solo Retina.
nel primo tiro libero di Cocò, perché hanno aggiunto il bonus la squadra di Vicenza. Sbaglia il secondo, la Nissi tocca a rimbalzo, però alla fine Nina un passaggio un po' veloce e lo perdono. Nissi a difendere, la Nina sta sulla costa, la Cocò si perde, però bisogna stare più attenti in rimbalzi perché la costa sta prendendo veramente una valangata di rimbalzi in attacco. Qualche brunita, ma ci sta, ma anche 2 minuti sul terzo quadro, il punteggio per il momento è buono. Coach Morao chiama giustamente time out per stringere un po' i bulloni alla squadra. Prende il gioco, gli arbitri giovani non si fanno molto sentire per gli allenatori che un po' sbrodolano rispetto al minuto regolamentare concesso, tanto Giorgio Sinigaglia, numero 15, entrato in formazione ospite, poi il numero 8 Alice Bortolami, numero 83 Isabella Costa, 7 la solita Miriam Roana che batte il 5 molto sportivamente con Nina Pittinato. Riprendono le danze con una rimessa a favore della squadra ospite che stanno un po' per i 5 secondi, poi questa volta almeno se ne avvede del rischio. Il numero 15 e batte contro i piedi, poi in qualche modo riescono a fare la rimessa. La Costa spinge contro Rebecca Zordi, ma non fa molta strada, provano a spingere sulla fascia, nessuno va a aiutarla, poi deve sparacchiare in qualche modo, però arriva al numero 4. Silvia Marchesini, un po' di dormita in difesa, che ce n'era 2 addosso, sono stati un po', diciamo così, fermi, forse non spaccavano il tiro, ma insomma una sotto canestro. Il tiro può essere una cosa abbastanza, diciamo così, normale, poco male. De Vernay, passi in partenza Emily De Vernay che nel frattempo era entrata, quindi pallone che torna nelle mani delle brave ragazze vicentine che adesso rimettono col 15, in qualche modo riescono a aprire i giochi, un po' sbilanciato in questo momento la squadra, non se ne vede, però il numero 7 c'era 83 libera, poteva essere servita. La Roana imposta l'azione, cerca di bersi sul difensore, ci riesce. Bel movimento sul piede perno, palla persa, adesso però devono stare un po' attente. Quindi nuovamente il punteggio che torna a meno 10, sveglia! Cocò apre per la Nina Pittinato che viene chiusa, adesso la Cocò è libera, tira e sacca la media, ristabilendo le situazioni nel punteggio 40-28 quando ormai sta per finire. Difesa! Il terzo quarto, la Roana adesso fa un po' di leziosità quando mancano 8 secondi, non si avvede, poi fa un tiro da 3 che si spegne sul fondo. Finisce così il terzo quarto sul punteggio di 28, non si spegne perché mancano 9 decimi, è possibile fare un'azione, sarà puntata non perde palla, infatti non la perdiamo. La Cocò prova comunque un tirone che non va a buon fine. Riprende il gioco, che palla in Audi, ultima frazione, si caricano le ragazze di Vicenza, 12 punti a recuperare nel quarto, non sono pochi, ma comunque fattibile. La formazione mette in campo da coach Morao, vede con il numero 2 Stessi Udumè, con il numero 29 Nina Pittinato, Rebecca Zordi, Emily De Vernay con il 22 e con il numero 20 Cocò Lizzi.
risponde il coach di subito del dai vai, vengono chiuse, taglio della Emily, viene servita, poi passa la Coccò che riscarica su Emily Deverne, realizza il suo primo canestro senza paura, recuperata, palla rubata dalla Rebecca, riescono a mettere, poi Pingrò la perde, quindi poco male, tanto è passato il numero 15, tira, sbaglia, Tracy è un attimo bloccata, comunque riescono a impostare la Roana, cade una giocatrice, non si fermano, la butta un po', la Roana usa un altro canestro, fa tutto da sola, forse poco da dire in questo caso perché effettivamente lei e la Costa sono un po' le uniche che adesso in questa fase stanno realizzando. Coccò cerca di bersi e si porta dietro sul difensore, scarica per la Rebecca che tira, sbaglia, ma la palla carambola sul fondo che è messa per Padova. Intanto entra il numero 4, entra il numero 5 Ludovica Masolo. Pallone gira, bel movimento della Coccò, cosa ha fatto? Ha lasciato sul posto il suo difensore, è andato in sottomano a realizzare un altro canestro. Il punteggio sta diventando sempre più sicuro nella cassaforte padovana, 44-30, mancano 8 minuti. Si incitano molto in questa fase le giocatrici, ma più che incitarsi fanno l'ennesimo errore in fase di passaggio. Tanto cambio nelle file del Vicenza, esce la 73, la Costa entra al 64, la Carolina Zanini, capitana odierna. Da ricordare che la capitana del Palo oggi è Missy Pulvirenti. La Roana cerca di personale sulla 15 che un po' li fischiavano e alla fine la palla la perdono. No, si vede che c'era stato un tocco di Stessio Dumè, quindi nuova rimessa per il Vicenza. La Roana si guarda in giro, poi cerca di bersi la Rebecca, ma non ci riesce e anche si becca l'orbona della Rebecca. Stessi porta giù palla, passa Emily che legge benissimo, la Rebecca che sbaglia un tiro un po' facile, ma ci sta forse anche un po' di stanchezza. Siamo verso la fine della partita, la 8 è libera, Coccò intercetta, questo vale quasi 2 punti se il pallone fosse passato. Emily Deverne realizza il suo secondo canestro e poi subito corre in difesa. Grande partita, una delle migliori partite della ragazza transalpina. Roana vuole cisioneggiare in area, ma l'ha pettinato, le ricorda la dura legge della difesa padovana, e quindi nuova palla recuperata per il Padova. Adesso fa girare molto bene il pallone, Coccò sugli scudi, la butta dentro, fallo subito. Tiro libero aggiuntivo 48-30, questo ultimo canestro sa un po' di sentenza definitiva sulla partita. Tanto esce Emily, brava Emi! Ed entra l'altra gemella Odumè, questa volta con il numero 11 Tracy.
sbaglia l'aggiuntivo, la Cocò, ma si va a prendere il rimbalzo e anche un ulteriore fallo. Rimessa dalla fascia, siamo a 2 falli scommessi solo dalla compagine vicentina, quindi non siamo ancora in bonus. Cocò ormai bersaglia da tutte le parti, il tiro esce. Prova a impostare il gioco la numero 5, gira la Roana che si guarda in giro, prova a penetrare, subisce il fallo di Presi, gli ha dato buono. Canestro buono? Non si capisce se ha dato canestro buono. Vedremo quanti tiri liberi, dai tiri liberi capiremo. Tiro aggiuntivo, canestro buono, per l'azione a 3 punti. Quindi tornano un po', diciamo così, ai rivitalizzati le ragazze. Tanto la linea Piffinato fa un tiro un po' così, si spegne sul fondo, intanto entra col numero 65 Betul Semerci, esce la Alice Bortolani, è messa per il Vicenza. Sole si perde, la Tessi si perde giocatrice, ma Sole Lora il tiro non proprio è. E ai 3 punti, alla fine dei 3 punti di prima risponde a Svetolando con un nuovo canestro e fallo subito. Vediamo se renderà la pariglia realizzando l'aggiuntivo come lo stesso prima per la squadra di Vicenza. Intanto Coach Murao chiama a rapporto Cocò, se c'è qualcosa che ha visto che non è, un po' di dormita, l'aggiuntivo non entra, azione, la Roana vede molto bene la numero sotto canestro, però non realizza. La Betul si perde un po' sul difensore, brava la Sofia Tolando che si gira e realizza. 52-33 più 19, 5 minuti alla fine la rete è un po' rotta, la rete, l'attacco padovano non si capisce bene se la palla dentro o esce. Riesce a tenere nella metà campo la Roana che poi cerca di Orbona della Sofia Tolando, poi palla persa, ovviamente aveva ragione l'allenatore che intanto la 7 è molto forte, però intanto gioca un po' da sola. Bella lettura della Cocò che vede il taglio della Sofia Tolando che nuovamente realizza con canestro aggiuntivo, punteggio che è quasi fin troppo severo. Anche lì c'era Piffinato che ha speso moltissimo in difesa a contenere la Miriam Roana ed entra la Sofia Albisi per un po' che non ricalpestava il parquet delle palla in Audi, sbaglia l'aggiuntivo ma si fa sentire subito il rientro della Albisi, prende un altro attacco ma poi lo perde e quindi a 3 la Stessi prova a contrastare l'azione prolungatissima della Vittoria Orlando, poi si inventano un tiro che è una pietrata a tabellone, qua c'era fallo, era fallo, vabbè, l'arbitro non vede un fallo abbastanza clamoroso, adesso poi però stanno per recuperare il pallone ma Tressi non trattiene e quindi
nuova rimessa dal fondo, mancano 4 minuti, 54-33 per le padrone di casa, sempre in controllo, a parte il primo quarto un po' anomalo, alla fine testa al piede, forse un po' il pallone anche gli arbitri in questa fase, ma non si è visto, probabilmente loro in vicino non avevano visto che hanno tagliato tanto la Sofia restituisce il taglio alla Cocò, che però poi scarica l'Alvisi, che si vede il passaggio fuori misura, e quindi nuova azione d'attacco per le vicentine che impostano palla 2, ho chiamato palla 2, forse un po' veloce. Comunque la freccia è ancora per Vicenza, esce scontrandosi Stessio Dumè e entra sul posto Almaz De Leo. Livia Alvisi, ma ha questa mossettina di recuperare la palla da dietro che spesso non viene. Cosa ha fatto Tressi? Ha fornito un assist alla Sofia Tolandona, che va a mettere per la terza volta consecutiva un pallone in canestro, subendo anche il fallo. Tra l'altro la squadra vicentina è già in bonus, mentre la squadra casalina ha fatto solo un fallo. Hanno dormito un po' in difesa, hanno dormito un po' a rimbalzo. Almaz prende il rimbalzo, si beve in qualche modo sul difensore, poi trova la libera. Bellissimo assist di Almaz Leo, oggi in grandissima forma, come anche la Tolando, che era iniziato molto addormentato, come spesso gli succede. Poi si è veramente rilassata, iniziando a produrre canestri su canestri. Tanto doppio cambio doppio cambio nelle file del Padova, adesso Coccolitti e Tressi entrano le belve Rebecca Zorzi e Lissi Puglienti, quindi se vuole mettere in sicurezza il risultato, già visto il rimbalzo difensivo di Nissi, recupera il rimbalzo d'attacco, anche la Nissi, questa cosa dei rimbalzi è cresciuta negli ultimi tempi, ha un senso della posizione a Rodman, sta veramente guadagnando tanto, bellissima lettura, deve entrare questo, no, l'azione era veramente pregevole, ottimo scarico della Nissi su l'Olivia, che si era fa trovare un'ottima posizione. D'attacco, mancano 2 minuti alla fine della partita, 58-33, 82 ci prova, ha fatto bene perché sta tirando veramente poco, più le palle perse che le occasioni tentate da parte di Vicenza. Tanto l'Olivia cerca di disturbare la giocatrice, adesso imposta la prova a passare dentro, ma Nissi fa buona guardia, però poi la perde, la Sofia Tolando stoppa il numero 6, adesso dopo Almaz si gira, si ferma, passa Nissi che tira un po' alla buona, però il pallone comunque è nostro. Olivia va dentro, sbaglia, recupera il rimbalzo, l'Almaz che tira da fuori, direi che la rimessa sembrava per il Padova, doppio cambio nelle file del Vicenza. Rientra per questo ultimo scorcio, ultimo minuto di gioco la Roana e la
bravissima Isabella Costa. Il tetto d'attacco per Vicenza, difensivo invece per il Padova, che non vuole sorprese. In qualche modo la Tolando stava per recuperare il pallone, ma la Roana adesso è un po', non sa più cosa fare, tra un po' gli chiameranno, alla fine va dentro e viene, diciamo così, chiusa dal difensore. Al Maz vede la Nissi che va sotto, sbaglia, ma prende il rimbalzo la Tolando che sbaglia, poi palla 2, Freccia Padova. Coach Morao un po' non molto contento di questa azione, però la partita direi che a parte l'inizio è stata giocata abbastanza bene, soprattutto con intensità. Il risultato palla 2, stavolta Freccia Vicenza, quindi si cambia settore di gioco quando mancano poco più di 30 secondi e pressano alti le ragazze, tra un po'. Era doppio questo, era doppio. Comunque Caruana cerca di bersi da difensore, poi si gira e si inventa il canestro. Molto brava, attenzione, messa Beccardordi, porta giù il pallone, sta per perderlo, poi alla fine lo perde. No, il pallone recuperato dal Padova. La Costa va dentro. Alvisi! Vede il tavolo papà Alvisi, un po' addormentato in questo finale di partita, non aveva aggiornato il punteggio, realizza il secondo tiro libero. Alla fine, dopo un inizio asfittico, la formazione di casa sfiora quota 60, si spegne questo tiro, la partita che vede vittoriosa la formazione di casa. Orus PFG Padova 59, Vicenza 35. Ottima prestazione ai ragazzi di casa che vediamo andata, avevano vinto di 10, se ritorno visto la partita messa in cassaforte, punteggio con scarto ben più ampio, quasi più di 20 punti di scarto. Ragazze ai saluti, intanto entrano le ragazze poco correttamente della partita successiva, a disturbare il momento dei saluti, ma poco male. A parte pallacanestro cammina, non si può pretendere più di tanto. E ci salutiamo e vediamo la prossima partita di queste piccole campionesse.